Benvenuti, anche oggi vi parlerò di una grande donna sarda. Lei è Edina Altara, nasce a Sassari il 9 luglio del 1898. Nasce e cresce in una famiglia borghese. Già da bambina mostra grandi capacità nell'arte. All'età di 18 anni, mentre si trova a Torino per una mostra d'arte, ha l'onore di vedere il re Vittorio Emanuele III acquistare una sua opera dal titolo Nella terra degli intrepidi sardi. Diventa un'illustratrice, decoratrice, pittrice e ceramista. Già all'inizio della sua carriera riceve da grandi artisti lettere dove viene elogiata per i suoi capolavori. E anche i critici iniziano a parlarne bene. Edina si dedica anche alla moda e alla decorazione. Abile disegnatrice, sensibile e fantasiosa, inizia a collaborare con la rivista Grazia, dedicata principalmente ad un pubblico femminile. Durante la sua carriera, pensate che ha illustrato ben 30 libri per ragazzi. Nei suoi ultimi anni lavora solo su commissione e per soggetti molto convenzionali, ai quali pur di poter lavorare a suo malgrado si deve adattare. Poi, come capita spesso, dopo la sua morte cade nel dimenticatoio fino a quando recentemente le sue opere e il suo essere imprenditoriale torna alla ribalta. Se volete ammirare delle sue opere potete andare a Sassari, dove vedrete due cristalli, 6 mattonelle e 2 oli. Qualcosa si vede anche a Nuoro e pensate che quel famoso quadro comprato da Vittorio Emanuele III è esposto a Roma al Quirinale.